In ordine alle notizie apparse su alcune testate giornalistiche siciliane che raccontavano di un diverbio di due appartenenti al corpo della polizia penitenziaria di Agrigento durante un presunto servizio di trasferimento di detenuti, nel corso del quale un agente avrebbe persino estratto l'arma di ordinanza, ci sentiamo di poter smentire categoricamente la ricostruzione dei fatti. Questo quanto affermato dai sindacati della polizia, tra cui la ILPA e la SAPPE. Non solo a noi non risulta nulla di tutto ciò, nonostante le verifiche che ci siamo sentiti in dovere di compiere, ma non ci risulta neppure che vi sia stato nel giorno in cui è stato raccontato l'evento e in quello immediatamente precedente alcun servizio di trasferimento detenuti da Palermo ad Agrigento. Parimenti, per quanto abbiamo potuto apprendere, nessun appartenente alla polizia penitenziaria ha fatto accesso a strutture sanitarie per ricevere visite o cure a seguito di diatribe di altri colleghi. Chi ha diffuso la notizia, probabilmente riteniamo in tutta buona fede, si è fidato di qualche fonte non ben informata, non volendo neppure ipotizzare che chiunque abbia volutamente premeditato di buttare discredito sulle donne e gli uomini del corpo della polizia penitenziaria, che nonostante le enormi difficoltà dovute anche all'inadeguatezza delle risorse umane, economiche e strumentali, continuano ad assolvere con perizia e sacrificio i loro compiti di difesa delle libere istituzioni repubblicane, donne e uomini di Stato che pagano direttamente un tributo di vite, come dimostrano pure i troppi casi di suicidio che interessano gli appartenenti al corpo e che solo 2 giorni fa hanno funestato anche la Sicilia, anche quando, come nel caso della poliziotta penitenziaria in servizio a Palermo, è morta suicida 2 giorni fa. Le cause di un gesto così estremo non sembrano immediatamente correlabili nell'ambito lavorativo. Riteniamo quindi che l'asperità del servizio di polizia, in particolare di quello carcerario, spesso teatro anche di atti autolesionistici anticonservativi, siano comunque destinati a segnare l'inconscio di chi non solo vi assiste, ma in qualche misura li vive.